tratta laser Sella Sant'Agnese, sentiero flow per famiglie e cross country. Salve. Ciao. Mandi.
Eccoci arrivati in Sella Sant'Agnese. Impossibile non fare una tappa per rinfrescarsi e bere qualcosa. Qua sorgerà un agriturismo. E qua la chiesetta di Sant'Agnese, ideale per una sosta e rinfrescare lo spirito. Ora torniamo indietro. Per la discesa prenderemo questo sentiero. Nella sua prima tranche è piuttosto semplice. Qua si attraversa la strada e si prende un altro pezzo di sentiero. Dovremmo ripulirlo in quanto ci sono dei sassi che ai meno avvezzi potrebbero creare dei problemi. Salve. Anche qui rientriamo per un attimo in strada per poi riprendere altre parti di sentiero. Questo andrà sistemato in misura più pesante in quanto è abbastanza roccioso e anche in questo caso creerebbe problemi ai meno avvezzi. Come vedete i sassi sono abbastanza alti. Rientro in strada. Proprio in questa parte andremo a disegnare una linea che faccia in modo di non entrare in strada ma di congiungersi direttamente col sentiero che prendiamo adesso. Qui la prima parte va sistemata in quanto è ripida, c'è ghiaino smosso e quindi potrebbe creare problemi. Stiamo cercando un sentiero flow, quindi è importante renderlo alla portata di chiunque. Questi alberi vanno sicuramente tagliati in quanto si prendono col manubrio. E anche qua una sistematina, ma non grandi cose. Il bivio lo prendiamo a destra, ma valuteremo anche di sistemare la parte sinistra, che al centro ha alcuni massi. Qui il ghiaino è smosso, andrà rastrellato. Qua una leggera salita. Per raggiungere questo che è un sentiero molto bello in terra battuta. Bellissime le curvette da pompare. Sono anche gobbe che ci faranno sicuramente divertire.
battuta, terra battuta, sentiero per tutti. Attenzione qua, alcuni sassi, ma niente di così importante. Piccolo guado, grande guado. Ok? Punto di particolare attenzione, da qua scende la PS1, quindi enduristi a tutta velocità. Subito a sinistra e si risale. Bel sentierino da fare a tutta con le bike. Siamo sempre in salita, non una salita impossibile, molto divertente sia per le biker che la persona mediamente allenata. Si gira, destra, subito a sinistra e ci ricongiungiamo alla strada che porta al laser. Bellissima questa zona dove sorgerà il glamping. Ciao ragazzi. Eccoci arrivati al punto di partenza, laser. Primo giro terminato, ci prepariamo al prossimo.